Inaugurata ieri pomeriggio una barriera galleggiante sul canale Vela a Porte Grandi di Quarto d'Altino per evitare che i rifiuti plastici raggiungano la laguna di Venezia e il mare. Il progetto pilota è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e punta a testare nuove tecnologie contro i rifiuti marini. Il lavoro è frutto della cooperazione tra vari enti, tra cui la Regione del Veneto, che ha erogato un finanziamento di 65.000 euro, ARPAV e il consorzio stesso, ed è inserito all'interno del progetto europeo Marles. È un bel momento oggi, inauguriamo un'opera che può essere considerata paradigmatica per tutto un approccio molto attento alla sostenibilità ambientale, in questo caso nel recupero dei rifiuti galleggianti, principalmente plastica, che non andranno quindi ad intasare la botte a sifone che bypassa il Sile per entrare in laguna di Venezia, e quindi con questa opera miglioriamo sicuramente la qualità della preziosa risorsa acqua che entra in laguna di Venezia, è uno degli ambienti più delicati, più belli d'Italia se non d'Europa. Gli interventi hanno riguardato la palificazione e la ripresa della sponda del canale per permettere l'ancoraggio di un cassone galleggiante utilizzato per la raccolta del materiale plastico, l'installazione quindi di travi reticolari con i relativi meccanismi di manovra, oltre a delle boe per il convogliamento della plastica verso il cassone di raccolta. A regolare il tutto ci pensa quindi un sistema di monitoraggio con due telecamere ad alta precisione per il riconoscimento della plastica trasportata, l'intercettazione e la successiva raccolta, un sistema realizzato dai tecnici informatici del consorzio. A completare l'opera infine dei pannelli fotovoltaici per una gestione più sostenibile di tutto l'impianto. Dal punto di vista ambientale è evidente, è palese che chiaramente raccogliere i rifiuti che non vanno poi nel mare di per sé rappresenta un'opera di riqualificazione ambientale e di rispetto anche ambientale per la natura. Per il comune di Quarto d'Altino lo risolve sotto il profilo anche come dire, della PIL e anche sotto il profilo, mettiamolo così, del fatto che la gente passando sulla strada che da Porte Grandi va verso a Caposile, trovandosi di fronte a un accumulo di rifiuti, sicuramente non si fa una bella idea del comune di Quarto d'Altino. In realtà dobbiamo dire una cosa, questo qua, il comune di Quarto d'Altino è a valle del canale Vela, quindi raccoglie sostanzialmente tutti i rifiuti degli altri comuni che stanno a monte. Sarà un nostro lavoro, chiaramente, come dicevo prima, una volta raccolti e chiaramente siccome vanno portati in discarica hanno un costo, finalmente avremo un quantum di quanto andiamo a spendere e quindi di quanto possiamo andare a richiedere agli altri comuni come contributo corretto per mantenere l'ambiente pulito e affinché non si inquini più.